grazie al professor Bassani. E adesso passiamo al terzo relatore, che è veramente un coraggioso, io lo definisco un coraggioso, perché qui abbiamo il piacere di avere il sindaco di Silea, Silvano Piazza, che è quel sindaco che ha portato in piazza anche i suoi colleghi e li ha portati appunto sul tema di quel patto di stabilità che i comuni non possono sforare e che i loro sindaci purtroppo non sanno dove andare a prendere i soldi, e quindi adesso ci spiegherà un attimino i problemi che hanno i sindaci. Intanto buonasera a tutti, io spero di non deludere qualcuno, ma io sono sindaco del centro-sinistra, eletto a Silea, rieletto l'anno scorso al sesto anno, quindi con una buona anche percentuale, e quindi magari qualcuno di voi si chiederà: beh, ma cosa stai facendo ora? Sto semplicemente cercando di esporre delle idee e spero che in qualche modo le possiate apprezzare, anche se non sempre magari sull'obiettivo finale potremo essere d'accordo. Ed è giusto anche essere chiari, perché non vorrei essere frainteso né per chi è qui stasera né per chi magari dice ma che cosa ci sta a fare. Ed è per questo che magari penso di avere un po' di coraggio, no? Perché penso che vi siano delle cosiddette battaglie o semplicemente delle iniziative che debbano essere trasversali. Per esempio la battaglia sull'equità, sulla giustizia, che un po' è stato riportato qua dal professor Bassani. E quindi alla domanda centrale che ogni sindaco si fa quando è in difficoltà perché non sa come rispondere a un cittadino che gli chiede: non so come arrivare a fine mese, devo cercare un lavoro, ho bisogno di una casa, insomma, quelli possono essere i problemi, e un sindaco giustamente interprete poi di tutti i problemi dei cittadini deve sempre chiedersi se è giusto e che cosa è giusto. E se la giustizia poi a cui in qualche modo siamo obbligati a rispondere è la giustizia cosiddetta delle norme, cioè delle regole, delle leggi, o se c'è una giustizia diversa. Bene, allora io sono qui per presentare un po' i conti dei comuni, parlerò dei conti dei comuni provinciali. No? Allora io vorrei partire dal comune di Silea, per semplicità, ma anche perché è il comune che conosco chiaramente, e dopo da lì in qualche modo cercherò anche di spiegarvi che cosa ho cercato di fare insieme agli altri sindaci. Allora, è una domanda molto semplice, una constatazione semplice, perché i dati di Bassani probabilmente sono ancora fermi al 2011, non so, al 2012, c'è il 2013 oggi, almeno per i comuni, quindi sono peggiori. Ossia, i cittadini di Silea consegnano all'erario ogni anno 40 milioni di euro. Quest'anno, se va bene, riceveremo indietro 176 mila euro. Ossia, il comune di Silea avrà circa lo 0, tratterrà o gli verrà dato, bisogna chiedere allo Stato se è giusto dire trasferimenti statali o trattenimento dei fondi locali, circa dello 0,4%. Allora, siccome la Repubblica Italiana è costituita, almeno secondo l'articolo 114 della Costituzione, è costituita da Stato, Regioni, province, città metropolitane e comuni, cioè il comune è allo stesso livello dello Stato, è un elemento della Repubblica. Io mi chiedo semplicemente se è giusto che noi abbiamo 0,4 e qualcuno ottiene pure il 100%, perché ci sono anche le ragioni di statuto speciale. Io non mi metto a discutere nord e sud, ne faccio solo una questione di equità e dico che non è giusto, perché esiste la solidarietà, esiste anche altre qualità, no? Però arrivare allo 0 mi sembra abbastanza discutibile. E poi c'è anche l'altro elemento su cui dobbiamo ragionare, che sono le cosiddette tasse patrimoniali
sugli immobili che si chiamano ICI e IMU, o adesso arriverà anche la TARES, che è l'aggiunta della TARES, cioè la percentuale che va sulla superficie delle abitazioni e delle attività produttive. Ossia, non è vero che quella tassa è una tassa locale, ma semplicemente una tassa che in parte rimane nei comuni e in parte ritorna allo Stato centrale. Quindi di fatto i comuni diventano gabellieri o esattori per conto dello Stato. E quindi se aggiungiamo le cosiddette tasse IRPEF, IVA e quant'altro alle tasse locali, noi ci rendiamo conto che di fatto aumentiamo il reddito cosiddetto dello Stato ai danni delle attività locali, comunali. E perché è grave? Perché oggi, se c'è qualcuno che fa fatica a arrivare a fine mese, lasciamo perdere se il sindaco di qualsiasi appartenenza al partito politico esso sia, cerca, io credo, non ho ragione di dubitare di questo, che cerca di venire incontro a delle necessità cercando di superare dei problemi che possono essere quelli veramente della spesa, delle bollette, ma anche per trovare dei lavori in qualche caso anche a tempo determinato. Ma se non ci sono soldi, non ci sono soldi. E allora che sia un sindaco del centro-sinistra di Silea o un sindaco leghista, che ne so, di Vittorio Veneto o del PDL di Conegliano e non ha risorse, è come dire, come se non porcano. E il porcano che sia di destra e sinistra non cambia niente. Allora la domanda centrale è se è giusto. Da questa domanda io ho fatto due riflessioni. Una, se il sindaco deve solo amministrare e quindi dice beh, ho tanto o poco, tanto comunque ho uno stipendietto e cerco di amministrare il meglio possibile con poco. Oppure se c'è un obbligo morale di fare politica, c'è quello di esprimere la coscienza civile di quello che è la cittadinanza. Io appartengo a questa seconda categoria e quindi esprimo e riporto il malessere dei miei concittadini, delle mie imprese, perché io tra l'altro ho un'attività e dentro nelle aziende e le aziende sono in sofferenza e fanno fatica anche a pagare sull'IVA, su eccetera eccetera. Allora mi sono posto due questioni. La prima, che cosa fare? E quindi da qui è nato poi tutto il movimento dei sindaci. Ecco, io non voglio essere semplicemente uno che cerca di mettere insieme delle idee e lavorare con gli altri. Ho cercato di superare le logiche degli schieramenti perché ritengo che siano sterili in questo caso e ci siano degli obiettivi che vadano ben oltre la contrapposizione sterile dei fossi, dei comuni, che sono di qua, ma tu sei vicino alla strada, tu hai più trasferimenti o meno, stiamo parlando di pochi euro. E quindi da lì è nato la battaglia sul lupo cittadino e la cosiddetta protesta della bandiera bianca che in qualche modo abbiamo voluto sostenere a Santa Lucia. Il 3 agosto ci troveremo a Segusino. Io tranquillamente espongo le mie idee, le voglio condividere con tutti indipendentemente dallo schieramento, perché quando parliamo di efficienza dello Stato, di uguaglianza, di reciprocità, ecco, io ritengo che ci siano dei principi che vanno ben oltre la questione degli schieramenti politici. La destra e la sinistra eventualmente si dovrebbero distinguere sulla spesa, non sull'efficienza. Entriamo in alcuni aspetti e quindi in questo senso quando leggete protesta io ritengo che bisogna lottare assieme e qua poi ci sarebbe da discutere come mai soprattutto in provincia di Treviso ci sono sempre stati fenomeni di grande movimentismo sociale e politico già nell'Ottocento, all'inizio del secolo con la lista San Marco e poi via via negli anni 60-70 con la prima Liga, la LIF, il movimento dei sindaci e oggi tuttora. C'è anche
direi delle ragioni antropologiche da capire perché in quest'area si è sempre sviluppato dei ragionamenti importanti, significativi anche di livello nazionale, come il Beato Cognolo per fare un esempio, però in alcuni casi siano anche finiti in nulla. Allora, abbiamo riportato, ecco, voglio finire il discorso sui comuni. Alla fine ho chiesto all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, che ha sede nell'ex team a Pregazione, di recuperare i dati, perché ho la sensazione che molte amministrazioni non abbiano ben chiaro che cosa stia succedendo. Abbiamo calcolato per i comuni che hanno risposto, che sono circa una quarantina, che i trasferimenti medi pro capite, potrebbe essere comunque della provincia di Treviso, siano passati da 177 euro a 17 euro. Cioè sostanzialmente in media ogni cittadino della provincia di Treviso 2 anni fa, anzi nel 2010, aveva un trasferimento di 177 euro, oggi ce l'ha di 17 euro, cioè in 3 anni abbiamo avuto una decurtazione del 90%. E quindi questo significa avere i conti in mano, capire qual è la situazione. E adesso mi sorge anche un dubbio: c'è solo una questione economica? Cioè, siamo in crisi per cui abbiamo 2000 miliardi di debito, dobbiamo pagarli e siccome noi abbiamo più soldi è giusto che noi mettiamo di più? Oppure c'è una strategia politica per, come dire, un po' strozzare, come dire, togliere un po' di ossigeno a quelle entità politiche che sono i riferimenti più diretti, spontanei della cittadinanza, quindi i comuni, e io ho questo sospetto. Quindi io ho lanciato contemporaneamente anche il cosiddetto rischio di democrazia. Cioè sostanzialmente sostengo che per venirne fuori dovremmo i sindaci lavorare assieme, e qua trovo diverse difficoltà. Poi se avrò tempo potrò anche approfondire meglio questo aspetto, però ci tenevo a sottolineare alcuni elementi che stanno in qualche modo accadendo in questi ultimi 2 o 3 anni. Ossia, da un lato c'è stato detto che la politica costa, per cui c'è stato il cosiddetto taglio dei costi della politica. Abbiamo assistito alla diminuzione dei consigli comunali, dei rappresentanti consiglieri comunali, no? A Silea eravamo in 16, adesso siamo in 10. Non so, adesso fate un esempio, 10.000 abitanti per Silea, voi lo conoscete, fuori dall'autostrada, comune particolarmente centrale. Io devo fare il PAT, 8 in maggioranza, se qualcuno protesta possiamo essere anche in 6. 10.000 abitanti, uno dei comuni centrali della provincia di Treviso. L'opposizione è ridotta a 3. Quindi c'è un problema di rappresentanza. Quanto costano i consiglieri comunali? Tutti i consiglieri comunali della provincia di Treviso, una volta rifatti con la prossima tornata elettorale l'anno prossimo, che saranno circa una cinquantina che avranno elezioni, cioè tutti i consiglieri comunali della provincia di Treviso messi assieme costano meno di un funzionario della prefettura. Cioè i loro gettoni sono così esigui, anche perché quasi tutti rinunciano perché hanno dei problemi poi a fare la dichiarazione dei redditi, perché trovarsi magari 80 euro in più in un anno diventa un problema sulla dichiarazione, cioè costa più il commercialista perché ti fa una scrittura di turno. Allora io dico, sono questi i costi della politica? Prima osservazione. Taglio dei trasferimenti. Su che cosa pianifico il territorio se non ho soldi, su che cosa faccio politica sociale se non ho soldi, come faccio a sostenere attività culturali, la scuola, l'istruzione, anche le difficoltà individuali di qualche famiglia, lo sport, che rappresenta comunque un'attività sociale per quanto mi riguarda. Come faccio
a sostenere, se non ho soldi prodotti dalle mie aziende, dei miei imprenditori, dei miei dipendenti, dei miei pensionati, dei miei professionisti. Taglio dei trasferimenti a Silea tendenti a zero. Introduzione del patto di stabilità e dell'equilibrio del bilancio. Tecnicismi che per farla breve significano non puoi spendere. Cioè chi ha soldi in tasca, i comuni parlo, se hanno dei soldi non possono investire tutti i soldi che hanno. Cioè siamo al paradosso in cui ci sono realtà comunali, regionali, ASL, sostanzialmente fallite, cioè che hanno investito senza avere i soldi. Noi abbiamo i soldi in tasca, li abbiamo accantonati, ma non possiamo spenderli. Io ho 4 milioni di euro, vorrei completare una biblioteca, fare le piste ciclabili, terminare una scuola, non posso farlo. Mi avete detto però di metterli via, di investire con i soldi in tasca. Io non ho bisogno di buchi, perché fra 2 anni non ho più debiti, cioè sono un comune più. Però deve essere chiaro. E per dire che non è solo Silea, perché dopo uno dice che no, Istrana l'ha già azzerato. Cioè, voglio dire, non è una questione di eccellenza che mi riguarda parte altri comuni. Allora io dico, perché mi hai chiesto efficienza, serietà e l'altro, le ASL della Calabria sulle 24 ore, io lo cito sempre, sulle 24 ore dice che sono bilanci orali. Come bilanci orali? Cioè, da me il segretario comunale e la ragioniera, ma è una roba allucinante, rompono le scatole mattina e sera, non si può. Allora andiamo avanti sui punti del rischio democrazia. Ho detto tagli dei costi a politica, tagli dei trasferimenti, patto di solidarietà e equilibrio di bilancio. A un certo punto si è parlato di federalismo fiscale, costi standard, non se ne sente più parlare. Sbaglio? Faccio solo un esempio perché mi piace citare gli esempi. Allora si ha dei residui demaniali lungo il fiume del demanio. Pensavamo 3 anni fa che ce li regalassero, perché erano pezzi di terra che non credo siano più grandi di questa stanza. Non credo. Ho detto, cosa ne fai? A un certo punto, siccome erano una zona particolare, ci è toccato pagare l'affitto. Quindi noi manteniamo strutture dello Stato e una parte dello Stato paga lo Stato. Altro esempio, le caserme. Altro esempio, l'aeroporto militare di San Giuseppe a Treviso. Ha senso se c'è quello di strada? Però di questa cosa qua nessuno ne parla più. E di costi standard, l'esempio classico è il pasto, un ospedale veneto 6 euro, in Calabria 60-80 euro, che cita sempre il nostro presidente della Veneto, Zaia, no? Però dico, ma io capisco, e l'efficienza dov'è? Nessuno paga. Corte dei Conti, dov'è la Corte dei Conti? L'amministratore, i rappresentanti, gli elettori, spendi review. Allora voi dovete mettervi in testa che quando si usano certe parole sappiate benissimo, poi soprattutto quando si usa l'inglese, perché io di solito a casa parlo in veneto, però sono anche giornalista, editore, quindi amo anche l'italiano, ma quando usano l'inglese ho sempre paura, perché sempre là mi viene in mente Don Abbondio che parlava in latino per spiegare che io so. È una fregatura, perché in realtà sono semplicemente le modalità per fare i tagli sui trasferimenti. L'altro meccanismo perverso si chiama fondo di solidarietà, che è peggio ancora, perché è stato istituito sostanzialmente, è una voce complessa per dire no, tu l'IMU
in realtà sì, la versi, te la tieni, però c'è un fondo di solidarietà, per cui è un meccanismo per cui tu non avrai l'IMU sulla casa e su, diciamo, le categorie D che sono negozi, capannoni, eccetera. E alla fine è il gioco dei museoti, tu sposta, tu non hai nulla. E siamo arrivati al punto tale che ormai la stragrande maggioranza dei comuni della provincia di Treviso, parlo per questi ma posso immaginare che sia quasi in tutto il Veneto, forse fa eccezione Venezia per ovvie ragioni, e poi alcuni comuni particolari, potrebbero essere Cortina e Jesolo, ma il grosso dei comuni risponde a questa categoria. Stiamo andando allo zero indebitamento, il 100% va allo Stato centrale, rappresentanza ridotta, e faccio un'altra domanda, no? Allora uno dice tagliamo le province. No. Adesso l'altro elemento che sta venendo fuori è quello dell'accorpamento dei comuni, attraverso anche le fusioni. Ci può stare, no? Un comune sui 1000-2000 abitanti non è funzionale. Noi abbiamo sempre questa idea che dobbiamo essere efficienti, no? Bene, no. Ma non è che la ricerca dell'eccesso di efficienza sia intanto una riduzione di rappresentanza politica? Perché se facciamo la somma di tutti i consiglieri dei comuni 586 o 581 quanti sono nel Veneto, prima della riforma, con le province, quanto costavano? Cioè adesso facciamo un conto, 3 funzionari della prefettura messi insieme, 4 di tutte le 7 prefetture del Veneto. Tagliamo le province, per carità, ma l'efficienza forse la vedremo fra 5 anni trasferendo funzioni o ai comuni e alle regioni. Ma se non hanno soldi, che cosa trasferiamo? Però abbiamo tolto, e qua lo sottolineo, le rappresentanze democratiche, perché quello che sta succedendo è che noi togliamo gli eletti, perché noi eleggiamo sindaci, consiglieri comunali direttamente attraverso i collegi, anche le province e la regione. Guarda caso i nominati al Parlamento neanche l'ombra. E come mai non si parla di eliminare le prefetture, che era una delle altre cose che era una delle altre strutture che, perché uno cosa serve? Adesso quanto costa la prefettura? Voi mi dovete dire se c'è qualcuno che sa quanto costa, dico, la prefettura di Treviso. Non me ne voglio il prefetto, non è una questione personale, ma dico, voi avrete i dati in mano, ma neanche da solo. Perché in questo paese avere i conti in mano è impossibile. Voi andate, non so, all'intendenza di finanza e chiedete, ascolta, quanto abbiamo versato di IVA, quanto si versa di IRPEF, ma neanche persone da dati, perché poi qualcuno magari potrebbe anche fare i confronti, e fare i confronti sarà una peggio. Allora, il Parlamento invece sono nominati. Allora io dico, non è che qualcuno ci vuole portare alla diminuzione di rappresentanza democratica, c'è un rischio di democrazia. Io lo dico in maniera molto chiara, non sono per l'indipendenza, ma non perché non ce l'ho come Veneto, anzi poi parlate anche con uno che pubblica diversi libri sull'argomento di storia, eccetera. Perché non credo alle strutture dello Stato, credo più alle visioni, alle politiche, quindi mi piace pensare di avere un'idea di che cosa vorrei fare se governassi, che prescinde dalla struttura dello Stato, cioè ho un'idea, per me la cosa più importante è scommettere sul futuro, quindi i punti centrali dovrebbero essere il sistema scolastico, il sistema della funzionalità, eccetera. Però dico,
Si arriverà, faccio una domanda provocatoria e poi chiudo, si arriverà il Veneto a fare il referendum? Allora io, guardate, io non voglio contestare la natura, perché io, guardate, se sono qua, è che difendo il diritto all'espressione e alla libertà, perché in questo paese essere liberi oggi essere liberi diventa pericoloso. Oggi voi dovete pensare che Santa Lucia di Piave, i sindaci, erano, che non eravamo neanche tanti, eravamo una ventina, forse qualcosa di più, no? Per tante ragioni. Però ci saranno state 30 carabinieri, poliziotti. Il problema è perché i sindaci sono pericolosi. Perché i sindaci sono votati direttamente, cioè se uno dà un problema in casa mia sulla campanella, ma questo è il problema fondamentale. Io sono stato eletto da una forte maggioranza, ma credo che in qualche modo ci sia una riconoscibilità del sindaco a prescindere dallo schieramento, con anche dei sindaci di altri schieramenti. Quindi, che cosa potrebbe succedere se in maniera trasversale i sindaci formassero un'unica struttura decisa, coesa, con un unico obiettivo pragmatico al di là degli ideali? Chi in qualche modo mangia e beve alle spalle del sistema ha paura di questo, quindi farà di tutto per sostenere posizioni che in qualche modo mettano le cosiddette pulci sul mio telefono, le pulci sugli altri telefoni. Il problema, e quindi diventa pericoloso, nel momento stesso io in cui contesto la prefettura sono già a rischio. E quindi il problema del referendum, poi veramente lo pongo come domanda, è pericoloso. Ma non perché uno dice, beh, ma insomma in tutto il mondo esistono le persone che pensano come noi, esiste la democrazia. No, in Scozia, in Quebec, in Catalogna, e via discorrendo. O no? A Bolzano non hanno bisogno di fare referendum, ci sarà una ragione, perché hanno più del 100%. C'è una ragione, allora io dico, sarà possibile che Roma conceda il referendum? Perfetto, ma io lancio solo la domanda, io mi permetto di rispondere perché non voglio entrare nella discussione. Io mi chiedo del perché invece siamo arrivati a uno stato di fatto di ingiustizia totale. Io questo mi chiedo, perché 0 centesimi a noi e agli altri 100? Perché questa è la domanda. E chiudo, l'obiettivo quindi questa sera darvi dei numeri perché sappiate che il 2013 è peggio di grado del 2010 per paventare il rischio democrazia che secondo me è al di sopra, che il vero problema, mi dispiace dirlo, non è la casta dei politici ma la casta dei funzionari, perché i politici in qualche modo non cambia, ma toccate qualcuno che ha sbagliato, provate a pensare a un giudice se mai è stato contestato, provate a toccare un funzionario, cioè pensateci a queste cose qua. La politica, per quanto mi riguarda, un elettorato di campagna sindaco del comune da niente, rivendico la superiorità della politica, perché penso di avere delle idee e di poterle esporre, ma a dirgli al segretario comunale te ha sbagliato, signore, non lo tocchi, dirgli al prefetto che risponda delle proprie azioni, non esiste. Chiedergli di efficienza negli apparati statali, non esiste. Andare dal demanio e chiedere perché, non esiste. Le rispondo dopo, perché non volevo chiedere, non le rispondo, no, la domanda è essenziale. Grazie.